Si è conclusa positivamente la 35esima sagra della pesca di Bivona che si è svolta nel fine settimana scorso, 20 e 21 agosto, 1 o 2 giorni di intensa festa con diversi momenti di spettacolo come la sfilata dei gruppi Bivona Folk per le vie della città, momenti di cultura con l'inaugurazione della mostra del libro di autori bivonesi e quella degli artisti locali, quindi l'apertura del Salone del Gusto, lo spettacolo di cabaret e gruppi musicali vari, diversi gli stand espositivi che hanno fatto da corollario nella piazza centrale di Bivona con l'esposizione di diversi e svariati prodotti artigianali locali, tra cui la presenza della pesca di Bivona riconosciuta IGP sin dal lontano 2014. Sì, siamo contenti che dopo 2 anni siamo riusciti siamo ritornati con la Sagra della Pesca che era diciamo tanto attesa sia dai bivonesi sia da tutti quelli che sono amanti di questo eccellente prodotto che è la nostra pesca di Bivona, che qualche anno fa ha avuto il riconoscimento anche dalla comunità europea con il marchio IGP. La 35esima sagra sarà ricca di eventi, ci sarà un salone del gusto dove ci saranno degli chef importanti di caratura nazionale che faranno degustare la nostra pesca in tanti modi, quindi siamo contenti della partecipazione già di oggi pomeriggio dove c'è tanta gente già che è venuta proprio per degustare la nostra pesca. Dicevo, molti sono gli eventi, ci saranno eventi di cabaret, artisti di strada, eventi musicali, eventi culturali e in più abbiamo il progetto dei Borghi dei Tesori dove faremo visitare le nostre bellezze di questa nostra comunità di Bivona e del nostro territorio che vale la pena visitare per le bellezze paesaggistiche, ambientali e monumentali che ci sono. Quindi siamo contenti del risultato raggiunto nell'aver elaborato un programma eccellente. Quanto è importante per l'economia di Bivona il frutto della pesca? È fondamentale, gran parte delle famiglie bivonese vive di reddito derivante dalla coltivazione della pesca, quindi per noi è fondamentale anche perché siamo arrivati ora nella grande distribuzione, quindi da qualche anno la produzione sta diventando sempre più importante e tanti giovani si stanno avvicinando al mondo dell'agricoltura e della coltivazione della pesca. Una pesca che ha delle qualità diverse rispetto alle altre, Sindaco? Ma proprio per le proprietà organolettiche, per il contesto ambientale del terreno, la nostra pesca è unica per il profumo, per la polpa bianca, quindi invitiamo tutti a degustarla. Finalmente siamo tornati e c'è stata data finalmente la possibilità di promuovere il nostro prodotto di eccellenza che è la pesca Bivona e insieme alla pesca Bivona tutte le eccellenze del nostro territorio e della nostra città che non sono solo la pesca, ma lei è la regina fra tutte, ma Bivona è sede di tante cose in questi giorni e in quest'estate. Abbiamo iniziato con l'estate bivonese, gli eventi dell'estate bivonese e ora l'evento di punta che è la nostra sagra che ci vede in questi 2 giorni a seguire percorsi degustativi, culturali con la prima mostra del libro degli autori bivonesi, la mostra degli artisti bivonesi, ma che più in là ci accompagnerà per tutto il mese di agosto e poi anche di settembre con una serie di eventi altrettanto importanti. Il 27 ci sarà l'inaugurazione di un percorso URA di Urban Regeneration creato e pensato dagli artisti locali in un quartiere, in una via storica di Bivona. Dal 28 al 3 settembre ci sarà Sicania, il primo festival della cultura sicana e dell'informazione e poi a seguire la festa patronale, la nostra festa di Santa Rosalia, il 3, il 4 e il 5 settembre e nel weekend successivo, il 9, il 10 e 11 settembre, chiuderemo questa intensa stagione di eventi culturali a Bivona con la terza edizione del Bivona Jazz Festival. In questa occasione della 35esima edizione della Sagra della Pesca abbiamo messo su la prima mostra del libro con autori bivonesi e non, anche per scelta. Speriamo che questa sia l'inizio di un appuntamento fisso, che ci possa essere una seconda, una terza, una quarta mostra e che sia l'avvio anche di portare questi bambini, anche i bambini, persone magari un po' più
che non leggono più, di portarli avanti con la lettura e valorizzare appunto la biblioteca comunale che abbiamo al primo piano e che sia un inizio Quindi questo vuol dire che a Bivona ci sono tantissimi autori locali che il Comune sta pensando di valorizzarli, tra cui una signora in età avanzata che ha scritto un libro di poesia. Sì, questa sera ci allieta anche, devo dire che è stata anche l'ispettrice scolastica Rosalba Anzalone ad avere questa idea molto luminosa e abbiamo contattato tante persone, sono 27 i nostri autori bivonesi e tra questi c'è una signora, la signora Rosetta Gugino, novantenne, che ha scritto un bellissimo libro di poesie, Radici, che tratta della famiglia. Lei non fa altro che parlare della sorella, della madre, veramente una cosa nuova da portare avanti. Speriamo che riesca, ma vedo tante persone comunque in giro. Ma direi che qua l'ingrediente principe è la pesca di Bivona. È così buona che noi oggi la cucineremo in maniera semplicissima. Abbiamo fatto un risotto con i funghi del sottobosco, con maialetto diciamo qua dei Monti Sicani affumicato, e la pesca di Bivona IGP diciamo che è la regina di questa sagra. Abbiamo pensato di fare questo salone del gusto proprio perché dare un tocco raffinato e soft diciamo ad una sagra che è in crescente e diciamo mi complimento agli organizzatori perché avere questi eventi in questi piccoli paesi diciamo è veramente una cosa molto bella e gli va molto lode. È una cooperativa a conduzione familiare, il fatto che noi lavoriamo la Pesca Bivona IGP con il riconoscimento che ha ricevuto nel 2014 e ovviamente ci aiuta a gestire meglio l'azienda, a lavorare su mercati che coprono la grande distribuzione e lavoriamo su tutti i mercati nazionali, forniamo direttamente appunto non solo i supermercati ma anche diciamo piattaforme che ci aiutano a raggiungere tutti i mercati dell'Italia. Ecco, le qualità di questa pesca da un punto di vista organolettico è particolarmente dolce, è un prodotto d'eccellenza, è duracina, è ricoperta per almeno il 50% da sfumature di colore rosso e ha circa un grado di dolcezza di 13 gradi Brix e un grado di durezza di 3,2-3,3 che la rende un prodotto d'eccellenza non solo a livello locale ma come dicevo prima anche a livello nazionale.